Alla Norese non è bastato il 2-0 inflitto al Tonara per conquistare la matematica promozione in eccellenza. Il 4-1 del Valledoria all'Usinese ha lasciato inalterato il divario di 14 lunghezze tra le due squadre. La Norese è comunque a un passo dall'eccellenza e la prossima gara col Portorotondo potrebbe essere quella giusta per stappare lo spumante. Il derby col Tonara è stato difficile, ma la doppietta di Falchi ha dato i 3 punti meritati alla Norese. La cronaca è del Tonara la prima occasione della gara. Sugli sviluppi di un corner, Sau di testa manda la palla alta di poco al terzo minuto. La Norese prende le misure degli avversari e Falchi al 12° si mangia il gol dell'1-0. L'attaccante, solo davanti a Sanna di testa, manda fuori una palla d'oro servitagli da Muzzoni sul corner. La Norese insiste e mette il Tonara alle corde. Muzzoni, sempre su calcio d'angolo, costringe il portiere ospite ad un difficile intervento al 13°. Sanna si ripete un minuto dopo su Palumbo, respingendone in 2 tempi un forte colpo di testa. L'azione della Norese si fa pressante anche se il Tonara si difende con ordine. Al 16° ci prova Piumetto, ma il tiro sfiora l'incrocio. Nella fase centrale del primo tempo succede poco o nulla con le due formazioni che si combattono soprattutto a centrocampo senza impegnare le difese. Nel secondo tempo la Norese parte decisa a vincere la sfida. Al primo minuto un tiro insidioso di Falchi costringe Sanna alla deviazione in angolo. Il Tonara si chiude in difesa, la Norese prova a passare. Palumbo tenta la deviazione al volo sul cross di De Riu, ma la palla finisce alta al 6° minuto. Una combinazione tra Palumbo e Falchi viene sventata da Sanna al 9°. Ormai è un monologo dei padroni di casa che fanno vicino all'1-0 con Palumbo che si libera di 2 difensori e dal limite fa partire un bolide che esce di poco. Il Tonara va vicino all'1-0 al 21° con Currelli che sfugge al fuorigioco e si presenta in area ma calcia debolmente su Corsi. Al 36° la svolta della partita, Palumbo si guadagna una punizione dal limite. Sulla palla si presenta Muzzoni che disegna una parabola insidiosa che Sanna para ma non trattiene. Falchi è il più lesto ad arrivare sulla sfera e insacca. La rete fa esplodere i Flogheri che vede avvicinarsi la promozione in eccellenza. All'esultanza dei verdi-azzurri segue un parapiglia che si conclude con l'espulsione di Sau. Nel finale il Tonara si butta in avanti al 44° su punizione e sfiora l'1-1. Il colpo di testa di Cattide viene respinto sulla linea da Pitta. Dopo il palo di Palumbo, imbeccato da Piumetto al 45°, Falchi chiude i conti al 48°, segnando il gol del 2-0.